Se ho questo cellulare e sto usando questo computer adesso è anche grazie alla persona che sto per intervistare tra poco, che vedrai. Il suo nome è Federico Faggin, un importante inventore, imprenditore e scrittore italiano, nonché filosofo, una delle poche persone ancora in vita oggi che riesce a spiegare il mondo della spiritualità e della scienza insieme. Infatti capiremo insieme a lui qualcosa in più riguardo la natura della realtà. È importante questa conversazione in generale per la nostra vita, ma soprattutto se stai soffrendo di dolori persistenti, capire che quella sofferenza, sì, la sentiamo nel corpo, ma noi non siamo realmente solo il corpo e non siamo il corpo e basta. Siamo qualcosa di molto di più che è al di fuori della materia. Federico Fagin è un fisico che come pochi ha veramente unito il mondo della spiritualità, ma non solo per parlarne, ma soprattutto per creare delle teorie, provare queste teorie. E penso che oggi ne abbiamo molto bisogno, in un mondo in cui siamo sovrastati da guerre, siamo sovrastati dalla mancanza di amore, siamo sovrastati dalle persone che mettono il proprio ego sopra tutto il resto. È certo che parleremo anche di ego, infatti. Bene, ti lascio a questa importante intervista e fammi sapere nei commenti poi se ti sarà piaciuta, ok? Ti lascio a Federico Faggin. Che gran piacere avere qui Federico Faggin, grazie Federico, sono onorato di parlare con te oggi. La tua storia è veramente super incredibile e vorrei entrare nel dettaglio su quello che è accaduto dopo tutto quel trascorso da inventore, da imprenditore, insomma, lo sei ancora, no? Sei Sì, anche uno scrittore a oggi, e filosofo, se posso eh, dirlo. Ok, sì. filosofo che mette insieme filosofia e scienza. Vorrei iniziare facendoti una domanda, Federico. Cosa vorresti lasciare da questa intervista a una persona che soffre di dolori cronici ed è interessato al mondo della spiritualità, ma non ho mai avuto un'esperienza come la tua, che adesso entreremo anche nel dettaglio su cosa è successo. Forse tu hai capito qualcosa in più di altre persone, perché l'hai vissuto nella tua carne, e quindi cosa vorresti che arrivasse alla fine di questa intervista? Voglio dire che ciascuno di noi che vuole conoscere se stesso con onestà, che vuole conoscere se stesso proprio perché vuole conoscere ma chi sono, non per far soldi, per dirlo agli altri, per avere qualcosa, ma solo per capire, solo per conoscere, solo perché vuole capire chi sono. Allora questa persona riuscì a capire chi è, perché l'universo risponde a questa onestà fondamentale che abbiamo tutti dentro noi. Questa è l'etica fondamentale che abbiamo. Quando noi vogliamo conoscere chi siamo, l'universo risponde e l'universo siamo noi, perché noi siamo parti intero del tutto. Noi siamo parti intero del tutto. Cosa vuol dire? Come ogni cellula del nostro corpo è una parte intero del corpo, perché? Perché il genoma dell'uovo fecondato, che era una cellula, si è riprodotto in ciascuna delle cellule, 30 trilioni, guarda un po', neanche poche, che abbiamo nel nostro corpo. Quindi ogni parte ha la conoscenza potenziale del tutto. Questa è una struttura olografica, cioè il tutto è nella parte, che è l'essenza di uno. Uno, la totalità di ciò che esiste, per conoscere se stesso, deve avere questa struttura olografica, una struttura frattale dove lo stesso pattern, la stessa struttura, ma che è una struttura dinamica, non è una struttura statica, la stessa struttura dinamica che, che che sente dentro di sé, la vuole capire, per capirla deve tirarla fuori di sé, osservarla, per diventare conscio di quello che osserva, e quando fa questo
crea una parte intera di sé. La vita nasce da uno che vuole conoscere se stesso. La vita nasce da uno che vuole conoscere se stesso. Questa è una cosa straordinaria, è la natura di uno ed è la natura della vita, che non nasce con la vita biologica, come dice lo scientismo, ma nasce dalla natura profonda dell'universo, cioè di uno, della totalità di ciò che esiste. Sei potuto arrivare a questa conclusione perché l'hai sentita nella tua pelle. Perché l'ho vissuta. Noi conosciamo vivendo ciò che conosciamo. Cioè la conoscenza va oltre l'algoritmo. Oggi lo scientismo ci dice che conoscere vuol dire trovare l'algoritmo. Ma scherziamo? Ma l'algoritmo è semplicemente una struttura formale, è l'aspetto simbolico di un qualcosa che va oltre il simbolo. Noi siamo il significato di noi stessi, non l'algoritmo. L'algoritmo al massimo rappresenta il simbolo a cui affidiamo il significato, che non può essere conosciuto se non direttamente attraverso un'esperienza diretta di conoscenza. È la coscienza che siamo noi, la coscienza di uno che può conoscere attraverso un'esperienza diretta di se stesso. E questo è un mistero, cioè non si può spiegare, si deve partire da lì. Cioè la Certo. fisica cerca di spiegare le cose con la matematica, ma la matematica è un linguaggio che abbiamo inventato noi per descrivere quello che abbiamo conosciuto. Quindi la matematica non può spiegare la coscienza, è la coscienza che può spiegare la matematica, perché è la coscienza che crea la matematica. E perché crea la matematica? Perché la matematica è un linguaggio molto più preciso per esprimere il significato di quello che ha conosciuto, ma quando uno esprime il significato, esprime un simbolo. Il significato è la conoscenza dentro di sé che va oltre il simbolo, va oltre la matematica, è un vivere, è vivere chi siamo. Capisci che il vivere chi siamo non è matematica, la matematica è la mappa di un territorio. Il territorio siamo noi. Il territorio siamo noi. E noi abbiamo la capacità di conoscere noi stessi, e questo è un mistero, non è risolvibile, si deve partire dal mistero. I fisici vorrebbero partire dalla matematica per spiegare il mistero. Anch'io fino a 3 anni fa cercavo di spiegare la coscienza come un fenomeno della fisica quantistica. E poi ho detto, ma sono un cretino, non è possibile, devo rovesciare la cosa, devo spiegare la matematica, devo spiegare che la fisica quantistica, la teoria matematica è una mappa, non è il territorio. Devo spiegare la fisica quantistica con il territorio che sono io, la mia coscienza. La coscienza parte per prima, non diventa una spiegazione di qualcos'altro, è la coscienza che spiega, perché è la coscienza che conosce vivendo. Quindi il dolore fa parte, o la sofferenza Il dolore, fa la parte di quella sofferenza fa coscienza. parte di quello che dobbiamo riconoscere e attraversare per conoscere chi siamo. La sofferenza non va eliminata senza provarla, perché la sofferenza è la mancanza di conoscenza. E allora bisogna riconoscere che soffriamo. Nel momento in cui riconosciamo che soffriamo, allora abbiamo fatto un passo avanti, perché è l'onestà verso di se stessi di riconoscere che soffriamo. Io ho cominciato, ho capito queste cose perché mi sono accorto che fingevo di essere contento perché avevo avuto il successo e quindi facevo finta di essere contento perché le persone di successo devono essere contente, ma questo è un discorso da bambini. Cioè io avevo accettato una spiegazione di, vuol dire, la felicità, raggiungere la felicità era attraverso il successo. L'avevo accettata come una spiegazione, avevo avuto la fortuna di avere il successo e non ero contento. Allora chi è che mi ha tradito? Io mi sono tradito, credendo una favola. Il raggiungimento di un obiettivo materiale che tu o noi avevamo pensato che quello era il successo, Dato questo come successo e lo cercavo, ma lo cercavo come un bambino che cerca, cioè
non è che ero cosciente, perché in realtà io ho avuto grandissima gioia nel fare le cose che ho fatto per avere successo, quindi non è che ho sofferto, anzi ho fatto delle cose molto belle che mi piacevano fare, le ho fatte, va bene. Però sotto sotto pensavo che avendo raggiunto tutti questi obiettivi, no, check the box, check, avrei dovuto essere contento, invece non lo ero. Quindi do dov'era il problema? Il problema l'avevo creato io con una credenza sbagliata e ho dovuto ricredermi scoprendo dove avevo sbagliato. E questo l'ho fatto perché ho avuto sufficiente onestà di accettare che la sofferenza che provavo era mia e l'avevo causata in qualche modo io. Quindi non solo onestà, ma anche senso di responsabilità, che la mia vita, quello che avviene nella mia vita, lo creo io. Queste due cose insieme sono le condizioni, e questa è la preghiera. Io ho pregato senza sapere che pregavo perché volevo capire perché soffrivo. Perché la sofferenza l'avevo creata io. Allora chiedevo a me stesso, ma allora com'è? Perché? Perché? A me Certo. stesso. E me stesso, chi sono, mi ha risposto. Parte intero di uno che io sono veramente mi ha risposto. Ha aperto il kimono e mi ha fatto vedere che io non ero quello che credevo. Quel kimono infatti, volevo arrivare appunto a questo, a chiederti: dalla sofferenza c'è stato quel picco, tu sei arrivato al picco di quella sofferenza e da lì cos'è successo praticamente? Cos'è successo quel giorno là, dove tu hai visto che finalmente tu non eri solo corpo? Esatto. Allora, quel giorno è successo che la mia preghiera, che era fatta a me stesso senza sapere a chi la facevo, senza sapere neanche che pregavo, cioè ero arrivato al punto quasi di voglio capire se io ho creato questo problema, io lo posso risolvere. Cioè, anche un senso di potere personale, cioè un senso di sono io, se sono io che ho creato il problema, io posso risolverlo. Quindi è prendere anche atto della propria capacità, del proprio potere personale. No. Quindi in un certo senso sono arrivato a questo punto, ma senza adesso lo posso spiegare, non lo allora non la potrei avere spiegato, non potevo spiegarlo. Son voluti 36 anni per poterlo spiegare e adesso lo posso spiegare. Come lo posso spiegare? Volendo conoscere, ma allora perché? Perché sto soffrendo? Perché ho scelto di soffrire? Perché sono qui? Cos'è? Chi sono? Eccetera. Allora, questa esperienza che mi è venuta è durata 1 minuto, 2 minuti, non di più, mi ha trasformato perché? Perché mi sono visto fuori di me. Questo vedermi fuori, adesso spiegherò come, perché anche questa è una cosa che l'ho capita in realtà al punto da poterla spiegare benissimo solo negli ultimi mesi addirittura, perché non Ah, avevo ancora vero. capito, proprio non avevo ancora capito che in questa esperienza io sono passato da essere cosciente, sono passato ad essere autocosciente, cioè cosciente di essere cosciente. Ma per essere cosciente di essere cosciente, uno deve vedersi fuori di sé e riconoscersi fuori di sé. Io mi sono riconosciuto nell'energia che è uscita da me, che era amore, un amore potentissimo, una luce bianca scintillante che usciva da me, era cosciente, ma a quel punto non ero ancora cosciente che questa energia che usciva da me era cosciente. Quando è scoppiata, era dappertutto, io mi sono visto e mi sono riconosciuto, la mia coscienza era fuori di me, l'ho riconosciuta, ma questo sono io. Allora, questo sono io fuori di me, mi ha reso cosciente che io non sono il corpo. Io non sono il corpo. Questa autocoscienza è stato il passo fondamentale che è avvenuto nel '90, che mi ha fatto capire che io non sono il corpo.
nel capire che io non sono il corpo, quando pensiamo di essere il corpo, c'è una bella differenza, una Certo. differenza fondamentale. Io sono un qualcosa di più del corpo. E questo mi ha cambiato da così a così. E come mai dici che solo negli ultimi mesi sei riuscito a capire cos'era successo con Perché non avevo capito fino in fondo la differenza tra coscienza e autocoscienza. Per diventare autocoscienti uno deve vedersi fuori di sé. Perché se non si vede fuori di sé e si riconosce fuori di sé, crede di essere il corpo, crede di essere certo, quello che esperisce. Invece deve andare oltre l'involucro in cui crede di essere. In questo modo uno può diventare autocosciente. mi è venuta un'immagine davanti, qualche testimonianza di esperienze di premorte, quando le persone dicono: "Io mi sono visto lì, in quella strada, con quella macchina devastata", magari c'è stato un Sì, incidente, sì, dall'alto, sì, dall'alto. E questo sì, ci fa capire che noi non vediamo con i nostri occhi e basta. esatto. Ma il fatto di vederci con un altro punto di vista cambia completamente la situazione, no? Perché noi ci siamo sempre Totalmente. visti con il punto di vista del corpo. Quindi se noi ci vediamo sempre col punto di vista del corpo, questo è anche noi il corpo. Ma nel momento in cui noi ci vediamo a 360 gradi sopra il corpo, guardando il corpo, vediamo tutto attorno a noi, uè, il corpo vede a 100-200 gradi, non vede a 360 tra l'altro. Assolutamente. E Qui poi quindi questa capacità, cioè noi non siamo il corpo, ma per poterlo dire non come conoscenza simbolica, come farebbe ChatGPT, ma per conoscenza vera, dobbiamo esperire questa esperienza. Non possiamo è qui la differenza è che noi conosciamo attraverso un'esperienza. Noi non conosciamo ripetendo quello che dice il libro o quello che ci ha detto l'insegnante. Oggi conoscere, va bene, è soprattutto memorizzare delle informazioni. No, è il significato dell'informazione che viene dal conoscere. Il simbolo viene dopo il significato. Il significato, il vero conoscere, il simbolo è quello che noi usiamo per dire agli altri, per comunicare agli altri il significato di quello che conosciamo. Ma l'altro, se non ha già una conoscenza simile alla nostra, non può capire il simbolo. Il simbolo va oltre il simbolo, che è l'aspetto, l'aspetto algoritmico della realtà, l'aspetto puramente formale, l'aspetto della struttura, una struttura limitata, perché il simbolo, la parola che uso, un suono, lo stesso significato lo potrei affidare a qualche altro metodo. Il bit del computer è una forma di simbolo che noi usiamo per affidare un significato. Siamo noi che abbiamo creato i bit, tra l'altro, non il computer. Siamo noi che abbiamo creato sia il computer che i bit, che, che si suppone che abbia il computer, ma in realtà i bit sono una struttura mentale che abbiamo imposto noi alla materia con cui abbiamo costruito il computer, perché il computer faccia quello che vogliamo noi, enti coscienti, enti capaci di libero arbitrio e capaci di gestire la materia di questo mondo. chiaro. Quindi la base di tutto è la coscienza. La base di tutto è l'ente cosciente, che va oltre. La coscienza è una proprietà dell'ente cosciente. È la capacità dell'ente cosciente di conoscere attraverso un'esperienza. Quando dici l'uno possiamo chiamarlo Dio E in l'uno base è la a totalità di ciò che esiste, che è l'unione, ma l'unione non la somma, è più della somma, è come la sovrapposizione degli stati quantistici, che è più della somma degli stati. okay, Cioè, lì c'è un salto, diciamo, qualitativo fondamentale, perché nella fisica quantistica lo stato quantistico di un campo, lo stato quantistico
rappresenta l'aspetto privato del campo che, se può essere conosciuto, solo il campo lo può conoscere. Cioè, cioè lo stato quantistico del campo è una struttura matematica che non può essere riprodotta. Questo è il teorema di non clonazione della fisica quantistica. Ecco perché, partendo dalla coscienza, la realtà fisica che è quella della coscienza, l'ontologia che è quella della coscienza, deve poi manifestarsi simbolicamente nella matematica. La matematica sono simboli, è un linguaggio, non è Sì. l'ontologia. La matematica è semplicemente descrizione molto più precisa dell'ontologia. I fisici oggi purtroppo credono che la fisica quantistica sia matematica perché non hanno mai capito cosa dice quella matematica e perché non hanno capito che la libero arbitrio e questi enti coscienti che vogliono conoscere se stessi. Quando partiamo da lì, ecco che come dire, che la descrizione di questa ontologia richiede proprietà che sono straordinarie, sono le proprietà della fisica che nessuno ha mai capito. Quali sono? Il fatto, per esempio, che invece di essere deterministica è indeterministica la fisica quantistica. Perché indeterministica? Perché c'è il libero arbitrio. Non esiste il collasso della funzione d'onda, è il campo che è cosciente, che conosce, che decide quello che vuole manifestare per comunicare con gli altri campi. Che cos'è che vuole comunicare? La sua esperienza interiore, il significato che ha dentro di sé. Quindi se uno parte con questo modo di capire la realtà, ecco che si capisce in maniera proprio che un bambino può capire che la fisica quantistica deve avere le proprietà, la mappa deve avere le proprietà del territorio. E il territorio è che questi campi vogliono conoscere se stessi e vogliono esprimere quello che provano e comunicando, siccome non possono copiare il loro stato ad un altro, cioè il teorema di non clonazione della fisica quantistica riflette questa proprietà fondamentale che quello che provo io dentro di me non lo posso riprodurre. Certo. È una proprietà privata mia e questo lo sappiamo tutti perché la nostra coscienza, l'amore che io provo anche alla persona che amo di più, non lo posso trasferire. Io lo devo trasformare in simboli per comunicarlo, ma i simboli non sono il significato, i simboli Chiaro. sono portatori di significato. E com'è che possiamo creare nell'altra persona un significato che si avvicina al nostro? Lo possiamo creare volendoci bene, cioè avendo amore verso l'altro. Se io ho amore verso di te, tu hai amore verso di me, questo amore è come una forza che aiuta a portare in risonanza i nostri stati quantistici, che sono il significato che abbiamo dentro di noi, che non possiamo trasferire direttamente. Ecco che Bellissimo. perché l'amore è così importante. L'amore è vista da fuori, una forza che porta in risonanza i campi, lo stato quantistico del tuo campo, che sei tu, chi sei veramente, e del mio campo, che sono io, chi sono veramente. Non il corpo, il campo. Quindi questo amore aiuta a portarci in risonanza. La risonanza non è un'onda fisica, non è un'onda nello spazio-tempo, la risonanza è un'onda di probabilità. Se noi risoniamo vuol dire che abbiamo lo stesso stato. Cosa vuol dire avere lo stesso stato? Abbiamo lo stesso significato dentro di noi, abbiamo comunicato, guarda un po'. Wow, che trip. Mentre che parlavi, Federico, stavo cercando di fare un parallelismo con il dolore, notando che quella sofferenza era cosciente, quella sofferenza del dolore cronico. Dico, il dolore è la sofferenza della mancanza, cioè la sofferenza che viene non tanto da problemi del corpo, ma sono da problemi dello spirito, in un certo senso. Sono Esatto. problemi dell'incapacità di capire chi siamo. E quello è la sofferenza più profonda, tra l'altro. La sofferenza del corpo viene dopo che non siamo riusciti a risolvere questa sofferenza spirituale. È una specie è un'onda che va dallo spirito alla mente, al corpo. E noi abbiamo tre aspetti fondamentali che interagiscono sempre continuamente. Un aspetto che è inconscio, un aspetto che è conscio
e un aspetto che è autocosciente, tutti e tre. Bellissimo. Quando hai detto che è l'amore che poi porta in risonanza o comunque, se vogliamo, cura quella sofferenza, ehm, potremmo quindi dire che i guaritori, quelli che ci sono, che son pochissimi veramente nel mondo, come potrebbe essere stato Gesù, per chi ci crede, no, Sì, nel passato, aveva diffuso questa grandissima, io la chiamo onda, ma possiamo chiamarla in qualsiasi altro modo, di amore che sì. aveva che ha senso con quello che stai dicendo tu, Mhm. perché se la sofferenza è cosciente, okay, se è cosciente e vuole evolversi per conoscere un altro stato di sé, no, Evolversi per conoscere se stessa, noi siamo ben più che un corpo, noi siamo un campo, siamo una parte intero di uno, ma dico ancora di più, che che uno può conoscere se stesso solo attraverso la nostra conoscenza di sé, perché siamo creati da uno, siamo creature di uno, ma non il corpo, il campo che siamo. sì, E noi ci conteniamo quando io dico: "Noi siamo", uno pensa subito al corpo. L'ho appena detto, siamo un campo, però se io ripeto, e uno pensa che siamo il co cioè io è perché siamo così, come dire, stati imbottiti, ma anche da noi stessi, dalla nostra stessa esperienza, dal fatto che non ci siamo ancora visti fuori di noi, e solo quando ci vediamo fuori di noi che possiamo capire queste cose. Ecco perché è fondamentale avere un'esperienza di questo tipo, perché solo attraverso un'esperienza di questo tipo possiamo conoscere veramente che non siamo il corpo. Se no è solo una conoscenza, certo. ripetiamo quello che dice il libro. La tua sofferenza, Federico, da quel momento nel '90 quando è successo, co si è stoppata. Beh, Cioè in quel si è momento trasformata, si è trasformata. Si è si è trasformata, trasformata. naturalmente c'è voluto molto lavoro personale per arrivare a capire. Per esempio queste cose le posso dire oggi, perché ho lavorato veramente per 20 anni, io ho lavorato dal 30 al 40% del mio tempo per capire il significato di questa esperienza che è durata da 1 o 2 minuti. Poi Incredibile. non solo, poi dopo mi son tolto da tutto e ho lavorato a tempo pieno, dal 2008 al 2009, fino ad oggi, e solo oggi riesco a dire queste cose con la chiarezza che non potevo dirle fino a mesi fa. Quindi questo ti dice quanto lavoro c'è, e l'intenzione e il bisogno di comunicare, e proprio e l'amore anche di volerlo fare, perché è un dare agli altri, è un dare agli altri e far capire che noi non siamo un corpo, perché lo scientismo che è la religione della scienza, perché la scienza non ha detto che noi siamo il corpo e basta, la scienza con la S maiuscola, che la scienza con la S maiuscola è aperta, non ha i dogmi, ma lo scientismo è l'aspetto della scienza che è diventata dogmatica, che dice è così, perché la matematica dice così, o per quello che dicono, quello che è, va bene, ed è diventato un'altra religione. E la religione, come sappiamo, alla fine è un come dire, diventa un centro di potere, è un problema di potere, non è più un problema di conoscenza, ma è un problema di potere. Certo. In molti versi di abuso di potere. E Ecco quando il perché potere diventa più fondamentale della conoscenza, diventa abuso. secondo te lo si fa per ignoranza o per mancanza di amore? No, perché c'è egoismo. C'è egoismo e c'è anche quello che si chiama altruismo, che è non è non l'altruismo, che vorrebbe essere la mancanza della, cioè il voler lavorare per gli altri, non per se stesso, che è altrettanto sbagliato come l'egoismo. L'altruismo, noi dobbiamo fare il bene di tutti, inclusi noi stessi, non sacrificarci per gli altri. Molte religioni ci spiegano che noi dobbiamo sacrificarci per gli altri, va bene, Sì, come se noi non contassimo niente. No, vero.
No, è altrettanto sbagliato sacrificarci per gli altri che volere tutto noi. L'egoismo. E in inglese c'è la parola egotist and egoless, con Con ego o tantissimo senza ego ego. o No, senza con ego. ego o senza ego, no. Se uno dice senza ego vuol dire, se senza ego vuol dire che io non conto niente, questo è sbagliatissimo. Certo, E molte religioni ci insegnano proprio questo. Perché? Perché essendo centri di potere vogliono insegnare che noi dobbiamo lavorare per loro. Ah, certo, perché vuol dire che tu non hai valore. È un po' certo, come, il valore l'hanno loro. certo, Eh, ci si porta un po' al people pleasing, no? Il compiacimento per gli altri, cosa che è ovviamente giusto aiutare gli altri, ma devo prima aiutare me stesso. Quindi il male sono questi due estremi. Non è il male, non è l'egoista, e il bene è quello che non ha l'ego. E sono tutti e due sbagliati. Questa è questo è un passo avanti che ho fatto negli ultimi 3 mesi. Quindi bisogna avere quell'ego, ma se Ma almeno c'è assolutamente, un cioè le piccolo ego religioni ci che ti vuole. dicono che bisogna uccidere l'ego, se uccidi l'ego hai ucciso te stesso, scusa, l'ego e l'ego è fondamentale per riuscire a vivere in questa realtà. Abbiamo bisogno di un ego, bisogna educare l'ego, non ucciderlo, educarlo e capire che è di più di quello che era, che pensa di essere. Ci sarà stato pure un motivo per cui è stato creato, che poi in realtà è una parola che abbiamo creato noi, no? Quindi nel tuo punto di vista, nel tuo postulato, nella tua teoria, come vedi l'ego? Cioè, cos'è secondo te L'ego è l'ego? quella parte di chi siamo che si è identificata nel corpo, crede di essere il corpo. Ok, Quindi l'ego è quella parte di chi siamo, che noi siamo molto di più, perché tra l'altro abbiamo avuto molte altre vite, no? Quindi noi ci ricordiamo, noi ego, chi siamo, ci ricordiamo le vite che abbiamo avuto? No, va bene, noi pensiamo di essere il corpo, ma questo è necessario per rappresentare l'ego, il sé più vasto, che chiamo Seiti, il sé più vasto che è il sé di questo campo che siamo noi, non il corpo, ma il campo che controlla il corpo. Il corpo è uno strumento del campo. Il corpo è uno strumento del campo che aiuta il campo a conoscere se stesso. L'ego è quella piccola parte della coscienza, dell'autocoscienza del campo che crede di essere il corpo. È come quando noi giochiamo con un computer, no? Giochiamo impersonando un carattere nella realtà virtuale del computer. A un certo punto, se ci infervoriamo, pensiamo di essere quel carattere. Esattamente quello che succede in questa vita. Quando pensiamo di essere il carattere che sta giocando in questo gioco virtuale del computer, noi crediamo di essere quel carattere. Ci dimentichiamo di essere quell'essere che vive nello spazio-tempo, in questo pianeta, in questa città e così via. Per la comprensione di chi siamo è fondamentale poterci rispecchiare, poter rispecchiare queste cose in una realtà virtuale. Ecco perché i computer, la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale è fondamentale per l'uomo che faccia questo passo avanti. Ma noi la stiamo usando per cioè noi, chi crea questa realtà virtuale, queste cose le sta usando per schiavizzarci invece di aprirci gli occhi. Questo è il problema di oggi. questo è molto importante perché siamo arrivati nel 2026, insomma, negli ultimi 5 anni, penso 6 anni, il salto delle AI è stato esponenziale, quindi Certo, vedo che lo stiamo usando molto. Io stesso lo uso per capire, cioè per semplificarmi il lavoro, ok? Però quello che stai dicendo tu è che lui non potrà mai avere la nostra no, coscienza. perché ma è un'imitazione, è l'aspetto simbolico. Non è noi andiamo oltre la matematica, oltre l'aspetto simbolico, oltre ciò che può essere messo in simboli, vuol dire. Cioè i simboli
sono una riduzione di ciò che siamo, perché il simbolo non può rappresentare la totalità e la grandezza di chi siamo. Il simbolo racchiude un piccolo messaggio che tra l'altro è comprensibile all'altro solo se l'altro ha già capito quello che noi vogliamo comunicare, perché se io ti do un simbolo che tu non hai mai capito perché non hai mai avuto l'esperienza che è rappresentata da questo simbolo, tu non lo potrai capire. Certo, Il simbolo certo. non lo puoi capire se non hai avuto un'esperienza simile a quella che il simbolo rappresenta. O ti è stato detto. Quindi viene prima il significato del simbolo. Invece nella scienza il simbolo è tutto. La scienza ha definito l'informazione come simbolo senza significato. Questa è la definizione di informazione nella scienza. Ma no, per noi l'informazione è il significato dei simboli, non il simbolo, è il significato quindi la perversione è cominciata quando la scienza si è occupata di qualcosa che non si era mai occupata prima, cioè dell'informazione. Perché solo nel 48 Shannon ha pubblicato questo paper in cui ha definito l'informazione come il riconoscimento di un simbolo e la quantità di informazione portata dal simbolo è inversamente proporzionale alla probabilità che questo simbolo appaia. La probabilità non è una variabile fisica. La probabilità non è una variabile fisica. Capisci che questa è una forma di mindfuck, cioè è una Sì. forma di prendere qualcosa e farla apparire come se fosse fisica quando non è fisica, viene da un altro aspetto della realtà, l'aspetto della coscienza, l'aspetto della conoscenza, l'aspetto e la probabilità è un concetto della coscienza, non è un concetto fisico. La fisica quantistica descrive tutto sotto forma di probabilità, ma le probabilità non sono variabili fisiche. Questa cosa non mi era chiara fin quando io non ho letto il tuo libro, Ma non è Oltre chiaro neanche ai l'invisibile. fisici, non è chiaro neanche ai fisici. Quello è il problema, perché nessuno è riuscito a fare questo collegamento che ho fatto anche con l'aiuto del professor Dariano, il quale è un fisico che è proprio uno dei top nel campo della informazione quantistica, e lui mi ha aiutato a capire questa connessione, ma anche lui non l'avrebbe capita senza che io avessi già elaborato diciamo, come dire, questa struttura mentale che ha permesso anche a lui di capire dov'era la connessione. Quindi questa connessione tra la fisica e la metafisica o la filosofia o la spiritualità, chiamiamola quello che vogliamo, Sì. è così ovvia. Solo che poi io ho fatto un passo avanti perché con Dariano eravamo arrivati al punto di dire allora la fisica quantistica può spiegare la coscienza e il libero arbitrio. E io ho capovolto, un paio di anni dopo, ho capovolto tutto dicendo no, neanche per sogno. Non è la fisica quantistica che spiega la coscienza e il libero arbitrio, è esattamente l'opposto. È la coscienza e il libero arbitrio che devono esistere prima della fisica, che spiegano, che fanno parte della fisica vera vuol dire ontologia, non matematica, che per essere spiegate hanno bisogno di una matematica che ha queste caratteristiche folli che ha la matematica della fisica quantistica. Sento dalle tue parole, Federico, quanta forza e quanta passione hai nello spiegare questo e Ma quanto certo, per te è ma importante. queste cose non si possono scoprire così willy-nilly, cioè No, uno ci deve mettere la chiaro, vita dentro. è importante perché tu ci hai messo tantissimo tempo. Pensa a una persona, insomma, che ti ascolta e riesce a percepire, a capire queste cose magari attraverso 3 dei tuoi libri o 5 dei tuoi libri. Risparmiamo una marea di tempo, Ma certo, perché è vero che si impara dall'esperienza, no? Però possiamo anche prendere quello che stai facendo tu, certo. e vedere che funziona, applicarlo su di noi e forse riusciamo ad evolverci come esseri umani un po' meglio rispetto ai, Ma ai- io, ai io scorsi spero che come lo decenni. dico,
come lo dico con sufficiente amore verso le Assolutamente. persone a cui lo dico, da aiutarle a vedere, se vedono il loro amore, possono capire perché l'amore con cui rispondono al mio amore porta in risonanza quello che io dico che è lo stato del mio essere, non i simboli, lo stato del mio essere, riesce a portare in risonanza lo stato degli esseri degli altri. Ecco un esempio di come è possibile accelerare questo processo di capire attraverso l'amore. Si può solo capire attraverso l'amore, non attraverso simboli senza amore. Come stai gestendo il fatto che molti fisici o anche non solo fisici, ma anche il mondo, se parliamo, della medicina, o il mondo della addirittura della storia antica, che ci sono sempre delle divisioni nella scienza, del quelli che sono un po' più aperti e riescono a vedere le cose in modo differente, rispetto a quelli che sono sempre in modo tradizionalisti, tipo conservatori, no? Sì. Come la vivi tu? Ehm, Perché immagino non sia facile anche per te, ehm, esternare con le persone che nel tuo campo, no, a dire: "Okay, lavoriamo insieme, cerchiamo di trovare le soluzioni, non solo io, Federico Faggin." Come vivi questa Beh, evoluzione? insomma, lo vivo nel senso che io faccio del mio meglio per spiegare nella maniera più coerente possibile delle cose che diventano ovvie soltanto se uno capite perché le ha esperite. Cioè, io ho esperito che non sono il corpo. Va bene, ma se uno non ha ancora esperito che non è il corpo e crede di essere fermamente di essere il corpo, non vuole ascoltare nessuna ragione. Non vuole, non può. Quindi io adesso sto cercando di creare scuole, aiutare a creare scuole che insegnino alle persone che vogliono capire veramente. Bisogna essere pronti, se uno non vuole assolutamente io sono il corpo e basta, vai via fuori, non voglio sentire nessuna ragione, basta, non puoi farci niente. Ogni persona ha il suo libero arbitrio. E proprio questo è il libero arbitrio. Il libero arbitrio è di guardare o no all'informazione che è importante. E quello lo decide la persona, non lo decide, non lo decide la matematica. Il libero arbitrio va oltre la matematica. Ecco perché il collasso della funzione d'onda deve essere puramente, visto da fuori, deve essere puramente random, cioè casuale, e non algoritmico. Non ci può essere nessuna legge che può dirti quello che dove tu misurerai l'elettrone che è passato da una doppia fenditura. Tu puoi solo conoscere la probabilità, ma non dove lo misurerai. Perché? Ma perché? Perché c'è il libero arbitrio nel campo, è il campo che decide dove manifestare l'elettrone. Questa nuova teoria. Quindi, per esempio, lo scientismo non ammette che esista il libero arbitrio. Lo scientismo parte da un dogma, non esiste il libero arbitrio. L'hanno provato? No! Parte da un altro dogma, noi siamo il corpo. L'hanno provato? No! E per questo è una religione. I dogmi sono come dei postulati che sono presi per buoni e anche se c'è evidenza contraria, non li vuoi cambiare, perché l'evidenza contraria di questi postulati c'è, è nell'esperienza nostra. Ma se noi diciamo che quando tu esperisci di essere di più del corpo, questa è una fantasia, è Certo. un'allucinazione o è qualcos'altro, è così che fanno gli scientisti, ecco che tu elimini l'evidenza perché vuoi mantenere il dogma. Perché? Perché il dogma ti fa comodo, il dogma ti dà potere, il dogma ti dà controllo, il dogma ti toglie la paura o credi di toglierti la paura e così via. Questo è quello che succede. E questo è il progresso fondamentale anche di come uno conosce se stesso attraverso queste difficoltà. Cioè, perché se uno è tutto ciò che esiste, esistono anche le persone che non vogliono capire. Quindi bisogna avere pazienza, amarle
e dare a tutti, e se uno non si sveglia, si sveglierà dopo. Certo, dopo può essere anche in un'altra Perché vita. l'alternativa è, se uno parte solo dall'egoismo, l'alternativa è far guerra, no? Ed è, guarda un po' cosa succede oggi nel mondo, e noi usiamo sempre altre alternative. Chiaro. In questo, queste tue esperienze o quello che hai imparato fino ad oggi hanno cambiato quella paura che forse tutti abbiamo all'inizio, chi più, chi meno, della morte? Ma la paura della morte è sparita nel momento in cui mi sono visto fuori di me. Cioè, nel 90, quando io ho avuto questa esperienza in cui questa energia che usciva da me poi è scoppiata, che era luce bianca scintillante, eccetera, eccetera, questa esperienza mi ha tolto completamente la paura della morte. Perché mi sono visto, io non sono quello che pensavo, no? Cioè, questa autocoscienza di capire che io non sono il corpo, mi ha tolto la paura della morte. Cioè, a quel punto tu sai che non sei il corpo, perché se ti vedi fuori di te, come fai a essere il corpo? Certo. Nelle tue pratiche quotidiane, Federico, Come? nella tua pratica quotidiana, se fai delle pratiche in particolare, come immagino magari le più comuni sono quelle meditative, La ne mia ne fai pratica quotidiana oppure è di fare podcast come questo, va bene, dove cerco di spiegare quello che penso alle persone che sono pronte ad ascoltare. Quindi secondo me questa è una pratica ancora più potente di quella di mettersi lì tranquilli. Cioè, ho fatto la mia meditazione, l'ho fatta anni, ho capito, si va oltre la meditazione, se no diventa un rito. No, bene. no. Concordo pienamente perché molti miei pazienti cercano di meditare di più per raggiungere di Sì, più. sì, è perché vogliono raggiungere qualcosa che non sanno quello che vogliono. Cioè, no, bisogna essere aperti. Cioè, perché molti vogliono raggiungere quello che hanno letto che bisogna raggiungere. E allora, questo non succederà mai, perché l'esperienza che uno è unica, è diversa da un altro. Quindi uno deve aprirsi a ricevere. E quindi, per aprirsi a ricevere, bisogna aver fatto bisogna aver avuto un certo livello di esperienze di vita che permette alle persone di arrivare a questo punto. Cioè, se io per esempio non avessi fatto l'imprenditore, non sarei mai arrivato ad essere, come dire, a sentirmi responsabile della mia vita. Perché solo attraverso, come imprenditore, io a un certo punto ho fatto un po' di casino, va bene, però cercavo di dare una colpa agli altri del casino che avevo fatto io. Mh. E allora, quando ho detto, ma scusa, ma io sono il capo dell'azienda, come posso dare la colpa agli altri? Se il casino che ho creato lo devo aver creato io, allora come ho fatto a creare il casino? Sai cosa ho scoperto? Che il casino l'ho creato non per quello che ho fatto, ma per quello che non ho fatto quando avrei dovuto fare qualcosa. Il non fare è il problema. È il non fare, per esempio, l'indifferenza con cui noi osserviamo cose che non vanno bene e facciamo finta di non vedere. L'indifferenza è la causa numero uno di tutti i problemi del mondo. Nel tuo caso in particolare qual era quell'indifferenza? Come? C'era un pratico L'ho cioè scritto un nel libro esempio? Silicio, se uno vuole leggere, se lo leggia. No, e non è che voglio leggere lì, è perché ci vuole troppo tempo per spiegare, È cioè ci vuole lunga, cioè ci vogliono almeno 5-10 minuti per spiegare il chiaro, contesto. chiaro, non voglio prenderti troppo tempo, so che hai l'agenda piena. Ehm, c'è una cosa in particolare, l'ultima, prima di chiudere, che magari non ti ho chiesto, che secondo te è importante dire? Diciamo che la Del cosa fondamentale, cioè cos'è allora vabbè, tu dici queste cose, ma insomma, allora cosa vuol dire? Dov'è il cambiamento fondamentale? A mh. parte che il cambiamento fondamentale è di capire che noi non siamo il corpo, già quello è qualcosa, va bene? Ma a livello poi dopo dell'interazione tra di noi, eccetera, cos'è la differenza?
La differenza fondamentale è che noi oggi interagiamo nella maniera più sbagliata possibile. Noi interagiamo competendo invece di cooperando. Guarda un po', più sbagliato di così, non solo, ma giustifichiamo la nostra competizione dicendo che l'obiettivo della vita è la sopravvivenza del più adatto. Ma ti rendi conto? La sopravvivenza del più adatto vuol dire io faccio fuori te perché io sono il più adatto. Certo, questo E, e è questo, e appunto. questo ce lo insegnano a scuola da bambini. Quindi noi oggi siamo condizionati a competere invece di insegnarci a cooperare, a lavorare insieme per degli scopi comuni, per il bene di tutti. Questo è l'essenza poi di questa, chiamiamola filosofia, ma non è filosofia, è anche scienza, perché faccio vedere come, partendo dalla coscienza, dal libero arbitrio, la fisica quantistica si può spiegare. E questo nessuno l'ha fatto, mai. E questo spiega che è una cosa scientifica, che questo punto di questo principio da cui si parte, uno dinamico, olistico, vuole conoscere se stesso, se uno parte da questo postulato, va bene, arriva arriva a delle predizioni che sono falsificabili. E se sono falsificate, allora benissimo, il postulato è sbagliato. E questa è scienza. Quindi facciamo scienza qui e non filosofia. Perché chi non vuole sentire storie dice: ah, ma Jim parla di filosofia, che cazzo dice? Vero, è vero. E meno male che, cioè, non penso sia un caso che quell'esperienza sia arrivata a te in particolare, Federico, quell'esperienza del vedere te stesso fuori e non sia arrivata magari a un'altra persona. Io credo che non c'è una sorta di sincronicità dell'uno che ha deciso che quella persona in particolare, io la vedo così, poi dimmi se magari dal tuo punto di vista è diverso, ma leggendo la tua storia dico, meno male che è successo a lui e non a chiunque altro, perché tu da inventore, imprenditore, avevi delle nozioni dietro, avevi una grande voglia di capire e quindi sei riuscito adesso, pian piano, a collegare quei punti, cosa che magari un'altra persona diceva, sì, sì, questa è la mia esperienza, ce ne sono tantissime di premorte, per esempio, ma non riescono poi a portarla verso la scienza. E credo che nel 2026, da oggi in poi, quello che abbiamo bisogno è proprio unire la scienza e la spiritualità per capire quindi la Oggi natura sono, della sono nostra due, realtà. due silo separati e invece devono fare così Esatto, e devono mettersi insieme e diventare una totalità, perché sì, sono due facce della stessa medaglia. Uno parla di interiorità, che è l'aspetto spirituale, e l'altro parla di esteriorità. Il uno parla di interiorità come se l'esteriorità non contasse nulla. Gli altri parlano di esteriorità come se l'interiorità non contasse nulla. Invece contano tutte e due. Tutto qua. esatto. Grazie Federico per la tua generosità. Metterò qualche link a uno dei tuoi ultimi libri, lo sto finendo, quello delle Oltre Dell'invisibile. l'invisibile. Sì, sì, però so che ultimamente ne hai scritto un altro sull'AI, sull'artificial intelligence. Non è un topic che abbiamo preso in particolare oggi. No, eh, no, forse ho scritto un capitolo, al massimo ho scritto un capitolo. Ho solo 3 libri per il momento, ne sto scrivendo un quarto in questo momento, ma per il momento non ho ancora finito, ma i 3 libri sono Silicio, Irriducibile e Oltre l'invisibile. ok. Riguardo alle scuole, c'è un qualcosa che vuoi dirci su questo progetto o è solo Le ancora scuole un... io do precedenza numero uno a parlare di studenti tipicamente di scuole secondarie, terza, quinta, terze, quarte e quinte, cioè ragazzi già un po' maturi da capire queste cose, perché si cominciano a farsi domande a quel punto sono, e quindi io mi spendo l'anno scorso, ho fatto 250 conferenze. Mamma mia, quasi una ogni 2 giorni, ogni giorno. Mamma No, mia. beh, più di una al giorno quando ero concentrato su fare le conferenze, perché poi ho anche tradotto Oltre l'invisibile in inglese, ho fatto molte altre cose, quindi insomma... Come fai a fare tutto questo? Come mangi? Come dormi?
Dormo benissimo, grazie. Wow. E fai sport, Federico? No, no, quello no. Dovrei farlo, ma non ce la faccio. Guarda, se stai facendo questo, mantienilo così, non cambiare niente. Non cambiare niente, vuol dire che funziona. Va Ok, bene. grazie a Grazie, tutti. piacere di averti conosciuto e fammi sapere come va come Grazie, va questo podcast. grazie. Rimani in linea che metto qui l'interrompi registrazione per gli altri. Va Grazie. bene.